tromba o il flicorno di Paolo Fresu accompagnano come sempre molti degli appuntamenti. Non solo jazz, ma anche incursioni in territori attigui, come la musica africana, il rap, l'hip hop, il cantautorato. Malika Ayane, per esempio, uno degli appuntamenti di questa edizione più apprezzati dal pubblico. Il vento li raccoglierebbe. Ancora un altro viaggio in musica, ancora un successo di pubblico per Time in Jazz. Per la rassegna, arrivata all'edizione numero 36, ora è il momento di bilanci. 9 giornate di concerti ed eventi dall'8 al 16 agosto, tra Berchidda e altri centri del nord dell'isola. Un festival con un filo conduttore, Futura, per riflettere sul presente e sull'avvenire delle nostre società, ma con un punto fermo: il jazz continuerà a illuminare anche le prossime estati dell'isola.